A nome degli 8.000 comuni del nostro paese voglio fare gli auguri di buon lavoro ad Avviso Pubblico. Da 24 anni fate un lavoro straordinario e permettete a noi sindaci, a noi amministratori di sentirci meno soli. Come ci ricorda Don Ciotti, dobbiamo continuare a parlare di mafia, una mafia che, come dimostrano i vostri rapporti, esiste ed è presente al sud come al nord del nostro paese, una mafia che soprattutto in questo momento dove la crisi sanitaria sta diventando anche una crisi economica tende a mettere il cappio al collo a tante realtà private e a tante realtà pubbliche. Buon lavoro, Avviso Pubblico. Buongiorno a tutti e a tutte, sono Chiara Appendino, sindaca di Torino, e ci tenevo a nome della città a fare gli auguri di buon compleanno per i 24 anni di Avviso Pubblico, un ringraziamento per quello che ha fatto Avviso Pubblico per la nostra città e per il nostro territorio, affrontando un tema estremamente importante. Lo era fuori da questa emergenza, è importantissimo lavorare sul tema della legalità, del contrasto alle mafie, e oggi lo diventa ancora di più alla luce dell'emergenza che stiamo vivendo, della crisi economica che dovremo probabilmente affrontare. Ecco, grazie per quello che avete fatto, grazie per quello che state facendo e grazie per quello che farete a supporto delle nostre comunità territoriali. Sono felice di fare gli auguri di buon compleanno ad Avviso Pubblico. Se in questi anni tantissimi amministratori che combattono contro le mafie, contro la corruzione, si sono sentiti meno soli, è proprio grazie ad Avviso Pubblico che insieme a Libera hanno sperimentato nuove pratiche di buon governo. Auguri Avviso Pubblico. Ed è con grande piacere che faccio gli auguri ad Avviso Pubblico, che oggi compie ben 24 anni. Quasi un quarto di secolo a difesa della legalità, della democrazia, sono un bel traguardo, ma il nostro ruolo come amministratori non è finito. Non dobbiamo abbassare la guardia, tanto meno adesso che l'emergenza causata dal coronavirus ha messo in difficoltà molte aziende che saranno così più fragili di fronte a malavita e mafia. Il messaggio per questo anniversario è quindi: non molliamo e lavoriamo assieme per i principi che da sempre ci distinguono: legalità e cittadinanza responsabile. Buon compleanno Avviso Pubblico, buon compleanno per questi 24 anni e grazie per il tuo lavoro, per il vostro impegno al fianco delle amministrazioni comunali. La legalità è importante sempre e la legalità non va mai data per scontata, anzi bisogna continuare ad investire e il vostro lavoro è prezioso anche perché io l'ho conosciuto lavorando e collaborando come istituzione regionale con voi, è un lavoro che dà le armi agli amministratori, non solo fa alzare e drizzare le antenne per capire, per conoscere e per prevenire il malaffare, ma soprattutto ti dà anche le armi per contrastarlo e oggi più che mai ne abbiamo bisogno. Stiamo uscendo, ci auguriamo davvero uscendo da questa grave crisi del coronavirus, dobbiamo ripartire, ripartenza deve far rima per forza con investimenti che devono essere fatti con rapidità, ma che evidentemente non devono mai diventare un'occasione per le infiltrazioni della criminalità. Proprio per questo il vostro lavoro sarà sempre più importante ancora nei prossimi giorni, perché la ripartenza possa far rima con la legalità, perché senza legalità non c'è futuro, senza legalità non c'è crescita. Tanti auguri ad Avviso Pubblico, che in questi 24 anni ha saputo essere un punto di riferimento irrinunciabile per tutti gli amministratori pubblici, come per tante altre persone, formandoli ed informandoli al meglio, ovvero una guida sicura sulla strada della legalità. Tanti auguri. Cara Avviso Pubblico, Massimiliano Angoi, il sottoscritto, in qualità di sindaco di Vecchiana e presidente della provincia di Pisa, ti fa i migliori auguri per il tuo 24esimo compleanno. La nostra tradizionale collaborazione ha sempre perseguito l'obiettivo di diffondere l'educazione alla legalità, promuovendo così la cultura della tolleranza e del rispetto verso il prossimo, del contrasto alla corruzione e alle attività illecite, principi che rappresentano un beneficio per tutta la società civile. E allora, mille ancora di questi giorni, anche a nome di tutti i cittadini che rappresento. Mi unisco volentieri a questo momento di festa per i 24 anni dell'Associazione Avviso Pubblico.
associazione a cui il Veneto ha aderito con la legge 48 del 2012 e che ha costruito in questi anni un grande patrimonio di relazioni, di valori, di azioni in nome della legalità, della trasparenza, della lotta alla corruzione, del lavoro sociale e istituzionale a difesa dei diritti e in sostegno alla giustizia nel nostro Paese. Mi auguro che i prossimi anni possano vedere altri enti locali entrare in questa famiglia e far sì che il lavoro quotidiano di molti, già importante, possa allargarsi a tanti altri amministratori. Buon lavoro, buon compleanno ad Avviso Pubblico.